libro Luigi Amicone, l'anarco-resurrezionalista. Luigi Amicone era un giornalista, fondatore di Tempi, che è scomparso il 19 ottobre del 2021. Tutto quello che abbiamo fatto nasce, diciamo, in ricordo in onore suo. Domani daremo un premio intitolato a lui. Per parlare di questo libro abbiamo invitato tre amici di Luigi. Sono Gianni Calessin, è inviato del giornale, sono Giuliano Ferrara, giornalista, lo conoscete, fondatore del Foglio, e il terzo è Davide Prosperi, qui alla mia destra, che invece è un professore di biochimica a Milano ed è anche il responsabile del movimento di Comunione e Liberazione. Il libro è una raccolta di articoli di Luigi Amicone, che ha scritto per varie testate: Il Sabato, Il Foglio, Tracce, che è la rivista di Comunione e Liberazione, e naturalmente Tempi e il sito di Tempi. Tempi è il giornale che Luigi fondò nell'agosto del 95 e lo fondò perché lui raccontava sempre, usava sempre una frase shakespeariana per spiegare perché aveva fondato Tempi, un verso shakespeariano che è tratto da Il sogno di una notte di mezz'estate, quando a un certo punto un fauno dice: non basta parlare, bisogna parlare seriamente. Ovviamente chi conosce Luigi Amicone, qua ci sono tanti suoi amici, gente che l'ha conosciuto, sa benissimo che questo seriamente applicato a lui non voleva dire seriosamente, noiosamente. Seriamente voleva dire che il lavoro del giornalista, gli articoli che scrive devono essere un modo serio di guardare la realtà, cioè aderente alla realtà. Quello che si racconta deve essere ciò che effettivamente succede. La prefazione di questo libro è stata scritta da Giuliano Ferrara e lui a un certo punto usa questa espressione, dice: in Luigi c'era una rivolta contro il mutarsi della vita umana in passione inutile, ed era contro questa inutilità che Luigi parlava seriamente. Non voleva che tutto scorresse come se fosse tutto uguale, voleva, come dire, porre un punto, fermare la realtà e guardarla per quella che era. Il libro si intitola Anarco-resurrezionalista. Anarco-resurrezionalista è un'autodefinizione ironica che Luigi dava di sé. Lui era effettivamente un tipo un po' anarchico, no? Però soprattutto era un'autodefinizione che lui dava di sé anche per segnare, diciamo, l'incontro che aveva determinato la sua vita, che era l'incontro con il cristianesimo, in particolare attraverso il movimento di Comunione e Liberazione. Luigi una volta aveva scritto un articolo molto simpatico dove dice: io ho due padri e sono entrambi preti, nel senso che lui riconosceva una paternità in particolare con Don Luigi Giussani e Don Pontigia. Questo era l'incontro che aveva determinato e formato tutta la sua vita e quindi anche il suo lavoro. Io vorrei iniziare con Giuliano Ferrara. Spero, Giuliano, che ci senti bene. Sì, certo. Sì. Allora, tu, Giuliano, hai scritto nella prefazione che Luigi traduceva tutto in sale, che è una bella espressione. Mi piacerebbe che tu un po' ce la spiegassi. E aggiungo anche una cosa: io, siccome ho lavorato tanti anni con Amicone, una ventina d'anni con Amicone, so benissimo che lui parlava spessissimo di te, aveva in te, guardava te come un riferimento, no? Vorrei chiederti cosa vedevi tu in Luigi, cioè qual era l'aspetto, diciamo così, che ti colpiva, se ce lo vuoi raccontare. Bene, senz'altro. Grazie Lele. Io partirei dal sale. Il sale è un paradosso, è forse uno dei più bei paradossi del Vangelo. Se il sale diventa insipido, chi può salare il sale? E intorno a questo paradosso, salare il sale,
Luigi ha costruito se stesso, non da solo nella sua comunità, nel suo movimento ecclesiale, nella sua incessante dinamica teologico-politica, nei suoi scherzi, nel suo linguaggio, nel suo modo di concepire le relazioni con gli altri, con tutti gli altri, nel dissenso, nel confronto, nell'opposizione, a volte persino nel disprezzo, in un profondo sentimento di alterità e di disagio antimoralista. Ha costruito tutto se stesso in questo straordinario paradosso e lo ha indotto a costruire un'altra catena di paradossi che risentivano delle sue esperienze, della sua vita, della sua infanzia, della sua famiglia, dei suoi incontri che tu hai ricordato, Don Giuseppe Contigia e soprattutto Don Luigi Giussani. Catena di paradossi che risentiva anche proprio di una sua natura. È difficile descrivere la natura di un essere umano così particolare e così straordinario come è stato Luigi. Noi fondatori, chiedo scusa per la parola, lasciamo questo mondo, lo abbiamo lasciato, lo lasceremo, e lo facciamo spesso con una tendenza autocelebrativa, soprattutto noi del versante laico, diciamo, laico liberale cosiddetto. Liberale sta diventando un po' una parola malata, e noi così, insomma, ci sentiamo cultori soprattutto di una professione e ce ne sentiamo cultori anche con un certo compiacimento. Pensiamo di essere dentro una logica culturale, una logica politica, una logica civile. In parte questo è anche vero, per carità, le celebrazioni hanno sempre un fondo verso il quale bisogna rivolgere un pensiero benevolente e non bisogna fare troppo gli schizzinosi. Ma il caso di Amicone è un caso veramente molto diverso e qui vengo al secondo punto, dopo il sale, che Lele mi propone. Dice: lui ti era amico, ti voleva bene e anche se negli ultimi anni ci siamo visti meno, frequentati meno, abbiamo preso strade un po' diverse, abbiamo risentito della nobiltà di una serie di sconfitte. Le sconfitte sono sempre nobili, sono sempre un blasone di nobiltà, però le cicatrici, le ferite che lasciano sono abbastanza profonde. Però non è mai venuto meno, anche nei contatti più rari dell'ultimo periodo, un affetto profondo, fatto non soltanto di stima, la stima è una cosa, diciamo, connotarile, fatto di amore, fatto di profonda comprensione del significato che l'altro presenta a te e nel quale significato l'altro conferma te o smentisce te e ti rende irrequieto. Luigi in uno degli articoli del libro ricorda una frase di Don Giussani alla fine di un intervento a Meeting di Rimini: vi auguro di non essere mai acquietati, di non diventare mai delle persone dotate di un equilibrio a prova di bomba che distolga da voi appunto l'inquietudine. Ora, voler bene a Luigi Amicone significava soprattutto cogliere di lui un carattere che era secondo me molto evidente. Era vitale, è un eufemismo dire vitale, era super vitale. La sua vita è stata una ultravita.
si è presentato all'appuntamento con la morte, che come si dice alle persone per bene è sempre prematura, ma si è presentato a questo appuntamento con un bagaglio tale che insomma il viaggio non può che essere un viaggio interessante, un viaggio importante. Era super vitale e soprattutto era incredibilmente diverso dalla sua età. Era un bambino. La faccia di Luigi Amicone, per chi la ricorda, per chi l'ha scrutata per ore e ore di persona, in presenza, in televisione, nell'attività politica, oratoria, giornalistica. Era una faccia tutto sommato infantile. Lui era tutt'altro che un bambino, era un uomo molto adulto, era appunto un elaboratore di logiche antisofistiche, cioè voleva sempre arrivare al cuore, al fondo, come voi ricordato, l'L della realtà delle cose, e voleva chiamare le cose con il proprio nome. Che cosa c'è di più adulto, di più maturo, di più sensato di questo? Nulla. Tutti gli ideali, tutte le cantate di tipo ideologico moralistico, tutte le idee e le ideuzze, diciamo, della politica pratica, della politica, sono nulla in confronto a questo carattere, a questa natura. La sua natura quindi era quella di un uomo molto adulto, quasi un vecchio della montagna, un uomo dotato di un sottile spirito profetico, però di un profetismo popolare, di un profetismo che andava alla gente, che si rivelava agli amici, che non era mai stoltamente predicatorio, ma era sempre illuminante, prezioso, raro. Un profetismo così, che aveva qualcosa di biblico e contemporaneamente era incarnato da una faccia da bambino. Io una volta glielo chiesi, una volta che era venuto 8:30 alla televisione a subire e infliggere i lunghi sproloqui del talk show, una volta glielo chiesi tra le quinte, disse, ma Luigi, ma tu ti rendi conto che hai un'espressione del volto, un sorriso, un modo mobile di catturare l'attenzione degli altri, di governare il tuo sguardo, la tua ironia, mai il sarcasmo, sempre, o se c'è sarcasmo è sarcasmo generato dall'ironia, non al contrario un'ironia generata dal sarcasmo. Ti rendi conto che queste tue caratteristiche sono incarnate da un volto di bambino? Sembra che tu abbia 20 anni di meno di quello che hai. E lui rideva, ridacchiava, si vedeva che non era poi così a suo agio con il proprio io personale. Perché, e qui veniamo a Gigi Amicone come sbandieratore di una possibilità diversa dell'esistenza, in questo sì, io ravviso questo suo sottile profetismo, ma nella severità del riconoscimento del reale, nel chiamare le cose con il proprio nome. Qui vediamo in questo Amicone dei tratti francamente straordinari, senza precedenti né credo susseguenti nella storia che cosa? Del giornalismo italiano, della politica italiana, della Chiesa italiana, dei movimenti. Possiamo scegliere come vogliamo, nella storia di una comunità, di una piccola comunità che resiste oltremodo attaccata ai suoi vizi come alle sue virtù, ai propri scarsi mezzi, ma ha un desiderio
un desiderio pascaliano di scommettere sul cristianesimo. Ecco, Pascal. C'è Pascal tra gli altri nelle sue citazioni in questo libro, il Pascal definitivo, quello che dice che le cose vengono dal niente e sono portate verso l'infinito. È un Pascal molto giustiniano, nel quale ritrovi questo fervore che non ha niente di religioso. Io non ho mai sentito parlare, tra virgolette, male della religione come imbragatura dell'emozione che porta verso la presenza reale di Cristo, come da Icone. Sembrava un religioso, appunto un resurrezionalista, ma anarchico, e ne era consapevole, lo sapeva, praticava con consapevolezza credente, e questo antifervore, questa capacità di stare dentro le cose come ci stiamo tutti o cerchiamo di starci tutti, con in più non segreta ma esplicita, pubblica illuminazione del suo punto di vista di militante del cristianesimo, militante di Cristo. Ora, il sale con tutto questo c'entra, il sale è l'elemento unificatore di tutto questo. In questo lui era anche molto moderno, perché dobbiamo pensare a uno scrittore come George Orwell, descrivere gli orizzonti finali, diciamo, apocalittici di un mondo politico della ragione, dell'Occidente, con un temperamento utopico, distopico, con un savoir-faire letterario, non è da tutti. Orwell ne è stato un grandissimo campione, era molto diverso ovviamente da ogni punto di vista da Luigi Amicone, ma aveva questo tratto di modernità nello sguardo beffardo e al tempo stesso innamorato, prigioniero sul tempo che viveva. Ma i suoi autori, il suo autore non era Orwell, i suoi autori erano Flannery O'Connor, Kafka, Hannah Arendt. Leggeva in modo tumultuoso. Di lui si potrebbe dire quello che Saint-Beuve diceva di Tocqueville. Questo ragazzo dà l'aria di avere imparato tutto, di avere pensato tutto, scusate, prima di aver imparato alcunché. Cioè, Luigi Amicone non esibiva mai quella che era poi una profonda e naturale curiosità culturale, genericamente umanistica, non la metteva mai tra sé e gli altri, anche quando scriveva nella pagina, scriveva molto bene, scriveva in modo molto vivace, molto fantasioso, con tutti gli squilibri necessari in una prosa civile e in una prosa morale ad alta tensione. C'era anche Lutherino, lui era preso tra la guerra, la pace, sentimenti conflittuali, e riusciva a riprodurli sulla pagina, che parlasse di Pasolini, che parlasse di Bettino Craxi, che parlasse di Correlli, di Di Pietro, di Mario Tuti, dell'Amazzonia, dei preti di strada, dei papi teologi, dei papi santi, che il suo tempo gli aveva dato modo di vedere, di ammirare, di venerare, e di qualunque cosa parlasse Luigi aveva questo straordinario tratto, diciamo, descrittivo, inquisitivo e espositivo divulgativo, che riusciva a manifestare appunto in una prosa che aveva anche al suo interno lo squilibrio che rende uno scritto, un testo,
orale o scritto interessante, cioè qualcosa nella quale tu vedi che non si riflette il vuoto generico dei valori, ma si riflette un'esperienza di vita, una volontà di vita che non è affatto un attaccamento così sconsiderato alla vitalità, non è un d'Annunziano vado verso la vita, è invece qualcosa che ha del francescanesimo, è una comunione con gli altri e con la natura, una comunione preziosa con la città e con le frontiere invece sconfinate, diciamo, che esulano dai bordi della città, della cittadinanza, della borghesia. Amicone aveva tutte queste straordinarie caratteristiche e insomma aveva anche quella che Sant'Agostino chiama una quantità giusta di amor proprio. In questo non era luterano. Il suo senso del peccato era forse giustamente, adesso non c'è bisogno di scomodare il Concilio di Trento e la dottrina cattolica, basta un senso comune attrezzato. Forse giustamente il suo senso del peccato era strettamente collegato al tema del perdono, più ancora che al tema della penitenza, era strettamente collegato al tema dell'amore come succo e possibilità infinita dell'esistenza e quindi, come dire, sì, aveva anche una forma non di narcisismo, perché il narcisismo è una corruzione psicologica dell'amor proprio, ma una forma di fierezza di sé. Ecco, quando voleva dire che una cosa è debole, si riferiva sempre al famoso titolo di un saggio o di una raccolta di saggi di Gianni Vattimo, Credere di credere. Gli sembrava il massimo dell'astrazione e il massimo, come dire, del ridimensionamento del reale, questo fatto di credere e di credere. Si crede o non si crede? Ci si impegna in un rapporto forte con la grazia, attraverso la gratitudine di vivere, attraverso il sorriso verso la vita e un impegno militante corrispondente alle tue capacità per rendere la vita sonora, per darle il significato di una passione appunto utile. In questo devo dire Luigi Amicone esemplificava per me, ex comunista, perduto, senza collare e con molti collari, con molti guinzagli fastidiosi al collo, insomma impegnato nella politica senza illusioni, e aperto anche a cercare di capire gli elementi della superpolitica, cioè cos'è questo secolo, dove ci porta, cos'è la sua struttura e tempra esistenziale, morale. Anche nei miei riguardi faceva scattare una molla abbastanza straordinaria, se non una fede che non posseggo, una immensa fiducia in chi la fede ce l'ha, una immensa fiducia nella possibilità di avere fede, un'immensa fiducia nel fatto che la realtà è anche un riflesso di una presenza reale che rivendichi Cristo morto e risuscitato, morto e risorto, che rivendichi come l'alfa e l'omega, come l'ABC, diciamo, tutto il tuo vocabolario, anche psicologico. E in tutto questo, certo, c'è un elemento, sono contento che ci sia Davide Prosperi, oltre a Gianni Calessina, al tavolo e sentirò con interesse le sue opinioni in merito.
E questo elemento è i movimenti. Luigi Amicone, l'esperienza di tempi, non sono comprensibili al di fuori di questo orizzonte. Savorana ha dedicato bellissima biografia, l'ex vescovo, il vescovo emerito di Ferrara, ha scritto cose importanti. Ormai c'è una bibliografia sterminata intorno a una liberazione, c'è la storia del movimento politico che ha originato, ci sono le storie collaterali, le leggendarie storie collaterali di tanti altri movimenti. Sta di fatto che i movimenti ecclesiali hanno determinato nella Chiesa universale, nella Chiesa cattolica, nella Chiesa occidentale, nella Chiesa di rito latino, hanno determinato una cosa importantissima, hanno ricolmato ciò che una crisi energetica aveva svuotato, il deposito di sale. E lo hanno fatto in modi, lo ricorda anche Gigi in uno di questi articoli, citando Benedetto XVI, anche in modi ovviamente, come si può dire, problematici per la Chiesa, per la sua cultura, per la sua cultura, per il suo modo di vivere, per il suo ordine canonico. Ma lo hanno fatto con una vivacità, con un gusto del paradosso, con una capacità e uno slancio assolutamente eccezionale. E sono stati, io credo che abbiamo avuto ragione Giovanni Paolo II e Benedetto XVI a celebrare in vita e in morte, a celebrare anche nelle encicliche, nella disposizione culturale dei loro programmi di viaggio, nelle giornate della gioventù, a celebrare questo grande rinascimento cattolico in pieno Novecento. Perché i movimenti sono la chiave di volta. Sì, possono aver creato dei problemi, l'attuale pontificato è in uno stato di riserva per certi aspetti nei loro confronti, ne valuta in pregi, difetti, ciò che di buono hanno fatto per la Chiesa, ciò che invece hanno tolto, ma il punto fondamentale è quello di Amicone. Insomma, questa idea che prima di ogni dottrina, prima di ogni teoria morale e addirittura prima di ogni fede religiosa in senso astratto c'è l'amore per l'uomo, c'è la devozione per un mondo che non è mai pulito, che non è mai per definizione buono, che non è mai privo di quella grande base biblica che è il peccato originale. Un mondo che è anche sporco, che è anche malmostoso, che per certi aspetti risulta addirittura incomprensibile, ma che è il mondo degli uomini, degli uomini, delle donne, dei bambini, dei vecchi, il mondo di coloro che stanno ai margini, che non ce la fanno, ma anche il mondo delle elite, il mondo in cui avviene il conflitto diciamo della politica superiore, della politica delle istituzioni, della politica delle assemblee elettive, dei partiti. Tutto questo mondo va appreso nel pensiero come un dato di realtà. Non può essere tenuto a distanza. Questo è poi il senso fondamentale della nuova capacità di salare la fede cristiana e la vita della Chiesa cattolica da parte dei movimenti, ciascuno a suo modo, ciascuno con il suo linguaggio banalmente generalista sui movimenti. Però ecco, Luigi Amicone è stato un testimone straordinario anche di questo.
e per questo era veramente un uomo molto fedele in tutte le sue divagazioni, in tutte le sue distrazioni, in tutta la sua straordinaria mobilità vitale. Era una persona, da questo punto di vista, una persona segnale, un segno, qualcuno che dice non solo come sono le cose, ma come si dispongono nel tempo, come possono essere in futuro e che cosa delle cose tu puoi trattenere come lascito del passato. In questo senso, e soprattutto in questo senso, Luigi Amicone ha sparso quantità inverosimili di sale in tutto quello che ha fatto, in tutte le sue battaglie, alcune delle quali abbiamo condotto insieme con giornali così diversi come Tempi e Il Foglio, e lo ha fatto con una tale idiosincrasia per gli ipocriti, per i sepolcri imbiancati, per il naturale fariseismo delle classi colte, con una tale identificazione con le ragioni non tanto di una teologia del popolo, quanto di un popolo reale, effettivo, vero, che è di fronte a tutti noi, che è in comunità con noi, che è parte di noi. E tutto questo sale direi che insieme con i paradossi, insieme con le sue follie, insieme anche con i suoi errori, con i nostri errori, tutto questo sale direi che è una straordinaria testimonianza di benedizione per il ricordo che anche oggi stiamo affrontando a un amico e una persona così straordinaria. Ti ringrazio Giuliano, hai detto tante cose ma hai descritto molto bene il carattere di Luigi, quello che sua moglie Annalena in uno degli scritti che c'è anche in questo libro definisce tempesta di vita. Era proprio così, Gigi era proprio una tempesta di vita. E l'altra cosa interessante che mi sembra che hai detto, quando hai detto ha fatto scattare qualcosa anche in me, no? Una fiducia. E questo è un aspetto di Amicone che ha sempre colpito e che si è visto anche molto il giorno del suo funerale, cioè che era una persona che aveva un'identità molto chiara, cristallina, ma era capace di incontrare tutti, cioè era capace di far scattare qualcosa in tutti. Volevo passare ora a Gianmica Lessin. Noi abbiamo in redazione la prima copertina di Tempi, tra cui tra l'altro l'articolo principale di Giuliano Ferrara, il numero 0. Il numero 0 di ogni giornale è il numero di prova che si fa per vedere come va, no? Poi lo si dà agli amici, si fa un po' circolare, eccetera eccetera. Ma Annalena, la moglie di Amicone, mi ha detto che c'è un numero 00. Il numero 00 di Tempi fu scritto praticamente solo da due persone, e cioè Luigi Amicone e Gianmica Lessin. Allora io vorrei, siccome appunto lui e Amicone sono amici da tanti anni, io vorrei chiedergli appunto anche per lui chi era Luigi, cosa ha ritrovato in Luigi in questo libro e perché allora, cioè tanti anni fa, più di 20 anni fa, ebbero anche questa pazzia, no? Di fondare un giornale come Tempi, di pensare a un giornale come Tempi. Bene, innanzitutto grazie per avermi invitato qui questa sera, è un piacere ricordare Luigi, anche perché quando lui morì io non c'ero e riuscii ad andare solamente al funerale, quindi così vissi un po' la sua morte di striscio. Chi era Luigi? Beh, Luigi era uno che cercava gli uomini soprattutto, cercava le persone, cercava Ferrara, una delle massime espressioni del giornalismo italiano, cercava me, Gianmica Lessin, perché aveva saputo che lì nel sottoscala del Sabato c'era una piccola agenzia di 3 inviati che andavano in giro a raccontare le guerre. Ormai quei 3 inviati non c'erano più, perché uno era morto, Almerigo, il mio compagno d'avventure, era morto nel 1987 in Mozambico,
in quello stesso anno Fausto Biloslavo era stato catturato in Afghanistan ed ero rimasto solo io. Il sabato ci aveva offerto questo ufficio perché erano tutti un po' matti al sabato, non solo Luigi, e quindi si erano affezionati a noi che eravamo degli emarginati del giornalismo, perché eravamo innanzitutto di destra, quindi eravamo inavvicinabili per gran parte del giornalismo di quegli anni. Invece il sabato ci accolse. E quando noi avevamo questa disavventura, la morte di Almerigo, la cattura di Fausto, che ci avevano colpito, ci avevano segnato, e quel sabato ci accolse e ci diede un piccolo ufficio nella sede di via Vitruvio. Ed erano gli stessi anni in cui Luigi incominciava la sua professione di giornalista. Era il 1988, Luigi aveva lasciato l'insegnamento per fare il giornalista. Ed erano gli anni in cui iniziava i suoi primi servizi all'estero. E allora doveva partire, penso, per il Libano, e venne giù in questo ufficio e mi disse: ma tu sei Gian Michele Sini? E si mise a parlare come faceva Luigi, parlare per ore, stette quasi un'ora davanti alla mia scrivania a raccontare, a chiedermi. Io cercavo di rispondere, lui era appassionato, voleva sapere, voleva capire come si fa il giornalista, cosa si va a scoprire. Mi raccontava, ma la sua curiosità era soprattutto come si incontrano gli uomini, come si raccontano le vicende umane. Cosa resta dell'uomo nella guerra? Dov'è l'uomo nella guerra? Come lo si trova? E così quella discussione diventò quasi un monologo di Luigi alla fine, perché era lui che mi raccontava quello che avrebbe voluto fare poi sul campo una volta arrivato in Libano. Io l'ascoltai un po' sconcertato, però Luigi era di una simpatia incredibile, quindi ti coinvolgeva anche con il suo sorriso, anche se pensavi sulle prime: ma questo è un po' matto, chissà cosa vorrà. E così dicevo: ma gli potrei dare alcune così regolette generiche, ma non era quello che a lui serviva un'ispirazione. Serviva un'ispirazione quando parlava con una persona come Giuliano Ferrara, cercava un'ispirazione quando parlava con uno come me, che in quegli anni non ero sicuramente ai vertici del giornalismo. Ma la tua domanda iniziale, come si arrivò? Ecco, perché poi c'era questo rapporto con il sabato. E il sabato a un certo punto smise di esistere nonostante i lettori avessero tentato di sorreggerlo fino alla fine con una colletta, raccogliendo soldi. E poi però quei soldi non bastarono, e questo per Luigi fu una grandissima ingiustizia. Luigi non era un moralista, però aveva una morale molto ferrea. Ecco, il fatto che il sabato avesse dilapidato quei soldi, che non fosse riuscito a sopravvivere, che non fosse riuscito a continuare quel sogno, perché comunque quella rivista era un sogno, era un racconto settimanale che univa le idee più diverse. Ci scrivevamo noi che eravamo di destra, ci scriveva tanta gente di sinistra, ci scriveva il movimento. Ecco, per lui fu un affronto. E mi disse: Gian, c'è un'altra guerra da combattere, bisogna far rinascere il sabato, bisogna fare un giornale, bisogna crearlo, mi dai una mano? E io gli dissi: sì Luigi, sì, ti do una mano per 3 mesi, perché dimenticati che io venga a lavorare in una redazione con te, però siamo amici, tu mi hai chiesto di farlo e io per questi 3 mesi ti darò una mano. E così nacque quella follia che fu Tempi, quella follia che io seguì per 3 mesi, in cui collaborai con lui. Lo facevamo di notte, soprattutto quando potevamo mettere fine ad altri impegni. Ci diede una mano Elisabetta Ponzone per tutta la grafica, e in 3 mesi facemmo questo primo nucleo, questa prima elaborazione di Tempi, che fu il numero 00, da cui poi nacque la creatura, che era una creatura di Luigi Amicone, non era mia. Ecco, il mio fu un apporto. Ma qual era appunto il grande pregio di Luigi? Anche quando tornò da quel suo primo reportage, cosa mi raccontò? Mi raccontò degli uomini che aveva incontrato in quel reportage, perché lui era appassionato di questo. Io dicevo sempre che Luigi era forse il distillato più euforizzante e più alcolico del movimento di Don Luigi Giussani. Era quello che aveva vissuto in maniera più estrema quel racconto. Cosa cercava? Cosa interessava delle predicazioni del movimento, delle predicazioni di Luigi Giussani?
Non interessava come Gesù Cristo fosse venuto in terra, ma interessava come Gesù Cristo avesse cambiato gli uomini, cosa Cristo avesse lasciato negli uomini e quanto gli uomini avessero ignorato il racconto di Cristo. Questa era la mia percezione di non credente, di uomo non del movimento. E Luigi andava a cercarla in ogni suo racconto, in ogni suo articolo. E non a caso uno dei suoi autori preferiti era Pasolini. Perché gli piaceva Pasolini? Perché Pasolini era un intellettuale controcorrente, non era l'intellettuale organico della sinistra, era l'intellettuale totalmente disorganico. Vi ricordo, era omosessuale, quindi nel moralismo della sinistra comunque questa cosa non veniva accettata. Ricorderete quella incredibile campagna stampa che venne fatta dalla sinistra per far credere che era stato ucciso dai fascisti, perché non poteva essere stato ucciso dai ragazzi di strada che frequentava. Pasolini era un rivoluzionario e in questo Luigi si riconosceva, perché era lui stesso un rivoluzionario. Pasolini era uno che non credeva all'ideologia e per questo piaceva a Luigi, perché Luigi quello che odiava era l'ideologia che imprigionava l'uomo a delle tesi, lo legava a delle tesi, e questa era la grande passione di Luigi: liberarsi dall'ideologia, raccontare il mondo senza l'ideologia. Ma raccontare il mondo per lui era raccontare gli uomini. Uno degli articoli più belli che trovate nel suo libro è, mi sembra che il titolo sia Morire da camionista. Ce l'ho qui, me lo sono segnato. No, siamo tutti camionisti. Ed è uno dei pezzi più belli che trovate in questa raccolta del suo libro. Qual è il racconto? È molto semplice. Luigi non l'ha neanche visto, è un racconto che gli è stato fatto di un camionista che muore una notte su un'autostrada. È circondato dai suoi colleghi che guardano disperati questa tragedia, e lui ce lo racconta come un eroe del nostro mondo, perché quel camionista in fondo è un uomo che aiuta con la sua azione, col suo lavoro sconosciuto, tutti noi. È un martire del lavoro che porta i rifornimenti, che porta il cibo nelle nostre case, che porta i prodotti nelle aziende. E quindi è un morto dimenticato, ma è un uomo importante, è un eroe comunque del nostro tempo per Luigi, che non merita di essere dimenticato, che merita di essere ricordato, perché è una parte importante del nostro essere uomini. E in questo mi piace moltissimo questo articolo, perché anche ci fa capire poi quella sua autodefinizione di anarco-resurrezionalista, no? Luigi amava molto Eliot. Io penso che amasse anche molto Ezra Pound che dice: quello che ami veramente è la tua eredità, quello che ami veramente è quello che non ti verrà mai strappato, quello che ami veramente è quello che lascerai agli uomini. Ecco, anche quel camionista è un eroe, comunque è un milite ignoto della lotta per la sopravvivenza. Per Luigi quel camionista morto, dimenticato, sconosciuto in una notte qualsiasi su un'autostrada dimenticata italiana è comunque un eroe del nostro tempo, uno che fa il suo mestiere, uno che ci lascia in eredità la sua dedizione e sopravvive grazie all'esempio della sua azione. E perché è un anarco-resurrezionalista, secondo me? Perché in cosa è anarchico Luigi? Non è anarchico nel fatto di non avere una legge, di rifiutare la legge. È anarchico nel senso che per Luigi ciascun individuo deve sapersi autoregolare, deve darsi delle regole, deve trovare la propria linea retta. Io ricordo sempre che la volta che Luigi si arrabbiò di più con me fu una volta in cui lui fece un errore, era consapevole di star sbagliando e io sapevo che lui era consapevole di star sbagliando, ma non glielo dissi. E lui mi disse: ma se sei un amico, a cosa servi se non mi dici quando sbaglio? E quella volta non me la perdonò mai, non me la perdonò veramente, perché questo per lui era il rapporto importante fra le persone. L'essere amici, saper indicare, saper trovare la via retta. E poi cosa amava?
Luigi. Uno dei cantanti che amava di più era Ligabue, e anche qui perché? Il motivo è sempre lo stesso. Se voi ricordate, una delle canzoni più importanti di Ligabue è L'amore conta. E cosa dice Ligabue in quella sua canzone? L'amore conta, conosci un altro modo per fregare la morte? Ecco perché cos'è l'amore per Luigi Amicone? È un gesto, una parola, la parola di un uomo, l'atteggiamento di un uomo che viene ricordato e che è quello che noi ricorderemo di lui dopo la morte. C'è un'altra canzone di Ligabue, Per sempre, che dice: c'è un istante che rimane lì piantato eternamente per sempre, solo per sempre. Ecco, cos'è è un gesto, è la carezza di un padre al figlio, che il padre magari ha fatto inavvertitamente, ma che il figlio ricorderà per tutta la vita. Un atto d'amore è quello che ci rende immortali, che ci fa risorgere. In questo senso qui Luigi era un resurrezionalista dal mio punto di vista. E poi c'è un altro articolo bellissimo che mi piace di questo libro, di questa raccolta di articoli di Almerico. È Cristo lucertola negli interstizi di terra riarsa. Questo è un articolo che Luigi scrive in occasione della Pasqua del 2004. Io in quei giorni sono in Iraq, sono fra i mesi più difficili dell'Iraq post-invasione, post-Saddam Hussein. Sono giorni in cui è veramente una terra desolata, per dirla con Eliot, o l'interstizio di una terra riarsa. Ogni giorno in quell'Iraq mi sveglio con il rumore assordante di un'autobomba che è esplosa. Ogni giorno scendiamo in strada, vediamo i pezzi di carne disseminati sull'asfalto, camminiamo su marciapiedi che sono diventati dei mattatoi e soprattutto viviamo in mezzo all'incubo dei rapimenti, viviamo in mezzo all'incubo delle decapitazioni. In quei mesi inizia il ritmo martellante dei video con le decapitazioni e tu cammini per la strada, guardi gli uomini e ti chiedi: ma chi di questi sarà il mio rapitore? Chi sarà il mio decapitatore? Chi sarà quello che, tradendo la mia fiducia, potrà venirmi a prendere di notte nell'albergo e portarmi via? E l'articolo di Luigi racconta in parte questa situazione umana. Dice: domenica scorsa di 2000 anni fa Gesù è entrato a Gerusalemme, accolto da una folla festante che gli vuole istintivamente bene per il bene che ha sentito raccontare di lui. 3 giorni dopo, sotto l'istigazione del potere, quella stessa folla plaude alla sua messa a morte. Non c'entrano gli ebrei, è l'uomo, siamo noi che siamo fatti così, fragili, volubili, cattivi, come ogni uomo e ogni donna, di ogni tempo e a qualsiasi latitudine. Ecco, quelli che ci aiutano a fare il nostro lavoro in Iraq, in quei mesi difficilissimi, in quei mesi di rapimenti, di decapitazioni, di attentati continui, sono gli stessi che seguivano i giornalisti quando c'era Saddam Hussein. Vivevano con i soldi di Saddam Hussein a quel tempo, vivono con i soldi di noi giornalisti adesso, sono gli stessi che poi magari potrebbero tradirti e consegnarti a Zarqawi e ai decapitatori. Ecco, in quell'articolo di Luigi che parla della debolezza dell'uomo, del suo essere tuo amico e tuo decapitatore il giorno dopo, io leggo la nostra storia in quei giorni in Iraq, la storia tremenda, fragili, volubili, cattivi come ogni uomo e ogni donna di ogni tempo a qualsiasi latitudine. Ecco, la storia che racconta Luigi in quel libro dedicato alla Pasqua è la stessa che io vivo nell'Iraq in quei giorni. Ma poi c'è un altro pezzo che mi piace molto di quel libro, un pezzo che mi ricorda un nostro colloquio del 1993. Cosa scrive Luigi? Ricordate la tragedia nei Balcani, scrive Luigi? È successo praticamente ieri.
Fino a un certo giorno non era possibile distinguere il musulmano dall'ortodosso, il croato dal serbo. Poi all'improvviso il vicino comincia a perseguitare il vicino, famiglia contro famiglia, in uno stesso palazzo, amico contro amico, in una stessa compagnia, fino al massacro, fino ai pogrom, all'esodo, ai rifugiati, alla distruzione di interi popoli. È il racconto della guerra nella ex Jugoslavia. E racconto che ci eravamo fatti una sera del 1993 quando ero appena tornato da un reportage nella Bosnia centrale, da Vitezza. E lui mi aveva chiesto, ma com'è possibile che i fratelli, gente che ha convissuto, incomincia a uccidersi? E io gli avevo raccontato questa storia di Kiseljak. Kiseljak era un piccolo villaggio croato alle porte di Sarajevo. Era il villaggio in cui ti lasciavi la pace alle spalle e incontravi la guerra. Kiseljak era un villaggio che era rimasto pacifico fino al 1993. A Sarajevo, 20 km più in là, si moriva. A Kiseljak si viveva di mercato nero, anzi si prosperava di mercato nero. Ed era un villaggio abitato da croati e da musulmani. E noi andavamo in quel villaggio e passavamo l'ultima notte di quiete in questa locanda che era tenuta da una donna croata, che era la proprietaria, e dal suo braccio destro, che era una donna musulmana. E con queste due donne chiacchieravamo, discutevamo della guerra, fino a quando una sera del 1993, dell'aprile 1993, arrivammo a Kiseljak e questa locanda era tutta buia, scura, una penombra. Le due signore erano dentro. Ci servirono la cena, ma c'era un silenzio irreale, non si parlavano. Poi a un certo punto squillò il telefono, la donna musulmana, la croata prese il telefono, chiamò la musulmana e le disse: è per te, rispondi. La donna musulmana parlò, scoppiò a piangere e scappò via, gridando: hanno ucciso mio marito. Suo marito era stato ucciso 1 chilometro più in là, a un posto di blocco croato. E noi chiedemmo alla signora croata, che era la proprietaria, cosa era successo, come mai aveva lasciato che quella che noi pensavamo fosse sua amica scappasse via piangendo senza neanche consolarla. E lei ci guardò freddamente e disse: è la guerra ormai. E lei doveva sapere dove si trovava e se doveva sapere che suo marito era in pericolo e se combatteva si è meritato di morire. Quella notte il figlio della donna croata tornò con il fucile nell'albergo e la mattina dopo scoppiò la guerra tutto attorno a noi. Ecco, quel racconto piacque molto a Luigi, perché quel racconto della guerra che nasce dentro il cuore degli uomini e in un attimo può bruciare rapporti e relazioni, fu una cosa che mi chiedeva di riraccontargli molto spesso e mi fa piacere averlo ritrovato in questo articolo di cui mi ero dimenticato. Ma poi c'è un'altra storia di Luigi che racconto un po' con tristezza, un po' con piacere. Ero a Gerusalemme, era il 2006, un giorno mi sento con Luigi e gli dico: come va Luigi? E dice: male, molto male Gian, perché Lucilla, mia figlia, ha la leucemia. E gli dico: Luigi, ma non mi hai detto niente, cosa posso fare per te? Posso aiutare? No, dice: no, cosa vuoi fare? So già io cosa posso fare per mie figlie. Tu se vuoi fare qualcosa, visto che sei a Gerusalemme, fai una preghiera. E io mi ricordo, lui mi dice: fai una preghiera. Per me, che non vado mai in chiesa, era qualcosa di incredibile e non sapevo neanche come farla. Allora mi preparai nel migliore dei modi. Dissi: c'è un posto che io amo particolarmente, io che sono... Mia moglie dice: tu racconti sempre le storie dei cristiani ma non vai mai in chiesa. Dice: sei un infedele che non capisco, dice mia moglie. E così decisi c'è un posto che io amo, che è la Basilica del Santo Sepolcro, perché se tu vai non nel primo piano ma poi scendi nelle cappelle, scendi 3 piani sotto, a un certo punto senti qualcosa che per me è molto simile all'estasi di Byron. Non so cosa sia, non so se sia il concentrato di preghiere che si è accumulato negli anni in quel posto, ma in questa cappella che è 3 piani sotto hai quasi la sensazione di perdere il senso del tempo e della conoscenza, un senso di smarrimento. E io scesi con questa candela in mano, scesi in questa cappella e misi
questa candela per Lucilla e feci questa preghiera. E feci questa preghiera che per me era innaturale, una mia preghiera, che era un racconto. E poi me ne tornai su e dissi: Luigi, ho fatto, speriamo funzioni, speriamo serva a qualcosa. E Lucilla guarì, non fu certo per quella preghiera, però di quell'articolo c'è un'altra cosa che mi piace, una cosa che non capii quando non potevo capire quando Luigi scrisse, ed è il racconto di come lui in ospedale, perché non potevo capirlo? Perché non ero ancora padre. Luigi aveva 6 figli, eravamo amici e io ero uno scapolo impenitente per Luigi, che non capiva cosa fosse il matrimonio, l'importanza del matrimonio e l'importanza dei figli. E non avrei potuto capire, ma c'è un grande racconto. Lui va in ospedale, e l'ho capito quando ho portato mio figlio in ospedale e l'ho lasciato in una sala operatoria quando aveva 2 anni, adesso ne ha 5. E quel racconto di quando Lucilla dice: ma papà, ma perché? Perché a me? Perché adesso? Gesù è proprio un pirla. E Luigi dice: Alt, fermati. Non parliamo di Gesù, parliamo della situazione. Allora io ti potrei dire delle mezze verità, ti potrei dire che io e tua madre vorremmo morire al posto tuo, perché questa è la cosa che qualsiasi padre, qualsiasi genitore direbbe, però non sarebbe la verità, non sarebbe questa la verità, perché questo non servirebbe assolutamente a nulla. La verità è che tu sei quella che si trova nella situazione, sei tu che devi decidere se vuoi vivere o se vuoi morire, e sei solo tu che puoi cambiare la tua situazione. Questa è una cosa difficilissima da dire a un figlio. Io ci ho pensato quando è nato mio figlio, quando mio figlio è stato male qualche volta. Ecco, rapportarsi con un figlio che sta male, sapergli dire la verità, trasmettergli la capacità di combattere è altro che andare in guerra, è qualcosa di immensamente difficile, perché devi dire una verità tremenda a quello che si aspetta da te che lo incoraggi, e invece gli devi dire: solo tu potrai darti coraggio, solo tu potrai uscire da quella situazione. Ecco, in questo c'è una grandezza di Luigi che io non avevo capito a quel tempo e ho capito solo adesso. Ma poi c'è un'altra parte di quel racconto che mi piace tantissimo, perché Annalena dice: perché in fondo quella figlia non doveva neanche nascere, quindi perché io stavo male quando avevo la tossicoplasmosi. Ed è una cosa che mi ricorda molto la mia situazione quando è nato Almerigo, mio figlio. Anche Almerigo mio figlio sembrava non dovesse nascere. E quell'articolo mi riporta con la memoria a una mattina, alle 5 di mattina, quando io e mia moglie Paola usciamo dall'ospedale, e Almerigo, mio figlio, è un embrione legato per un filo, è un cuore che batte, e il nostro medico, il medico dell'ospedale ci ha detto: guardate, non ho mai sentito un cuore battere così, lui vuole vivere, però siete soltanto voi due che potete farlo nascere e farlo vivere. E io e mia moglie quella mattina ci siamo guardati e ci siamo detti: sì, lo faremo vivere, questo figlio nascerà. Poi io ero un po' come Luigi, perché dopo 2 mesi dissi: cara Paola, a questo punto tu sei a letto, non puoi fare niente, e partii per l'Iraq, perché c'era l'offensiva contro l'ISIS a Mosul, e quindi io partii. Ed era una notte, la mattina dopo io dovevo andare in battaglia con le milizie sciite, con l'esercito iracheno, per conquistare una posizione dell'ISIS alle porte di Mosul. Erano le 4 di mattina su WhatsApp, e c'è la prima immagine non mi ricordo mai come si chiama quella cosa, deve essere l'ecografia. C'è l'ecografia di Almerigo, 24 millimetri. E io mi ricordo che vado in battaglia con quell'immagine, mentre le bombe cadono io dico: devo tornare perché Almerigo c'è, Almerigo è vissuto, Almerigo è sopravvissuto.
E in quella battaglia, in quel ricordo, penso anche all'amore di Luigi per i suoi figli. Ecco, per questo quell'articolo è per me importantissimo ed è un bellissimo ricordo non di Luigi come giornalista, ma di Luigi padre e di quello che io non ero, che non sapevo essere. E poi siamo alla fine di questa storia. Siamo alla fine di questa storia in quella mattina di ottobre, quando so quello che è successo a Luigi, e mi chiedo anch'io cosa posso fare. E capisco che non posso fare più nulla. L'unica cosa che posso fare è qualcosa di molto simile a quella che Luigi mi aveva chiesto per Lucilla. Nel frattempo la vita mia, di Paola e di Almerigo era cambiata, ci eravamo trasferiti da Roma ed eravamo andati a vivere a Caravaggio. A Caravaggio una mattina, trasportato da Paola al santuario, a viva forza, perché io a messa solitamente non ci vado, avevo incontrato Luigi e Annalena, e Luigi aveva incontrato me, Paola e mio figlio Almerigo. E mi aveva stupito che ci fossimo rincontrati lì, in quel posto dove io non avrei mai pensato di andare a messa, né avrei mai pensato di vivere, che non sapevo che per Luigi fosse un posto importante dove andare a messa con Annalena. Ecco, io quella mattina quando seppi della morte di Luigi, andai al santuario di Caravaggio, misi una candela e feci una lunga preghiera in cui ricordai le cose che abbiamo vissuto assieme io e Luigi. E ho pensato a tutto quello che vi ho raccontato stasera. E oggi so che quando Luigi scriveva una cosa aveva ragione. Scriveva Luigi: il cristianesimo sono quelli che tornano a casa tristi e avviliti perché il loro amico non c'è più. Colui che li ascoltava, li capiva, gli voleva bene, condivideva le giornate belle e brutte con loro. Ecco, quello lì non c'è più. Ecco, il mio cristianesimo e il nostro cristianesimo, caro Luigi, stasera sono il tuo ricordo. Ciao Luigi. Grazie Gian, anche perché appunto hai letto questi articoli e ci hai detto che cosa hanno suscitato in te. E questa era una cosa che davvero era capace di fare Luigi, cioè anche quando Luigi parlava di sé, uno poi quando lo leggeva ritrovava cose sue, no? Aveva questa capacità personale e universale. Allora Davide, quando è morto Luigi, noi di tempi ti abbiamo chiamato subito perché tu e Luigi eravate amici e Luigi ci parlava spesso di te, perché appunto Luigi Amicone era un anarco-resurrezionalista anche dentro il movimento di Comunione e Liberazione, no? Era a casa sua, lo amava alla follia e al tempo stesso era capace anche di essere critico, come tu ben sai da qualche discussione che avete avuto. Però a noi ci sei venuto in mente perché Luigi aveva molto stima di te. Tu in quel momento non eri ancora il responsabile ultimo del movimento e ti avevamo chiesto, perché noi quando Luigi è morto abbiamo fatto un numero, diciamo così, speciale a lui dedicato, abbiamo chiesto a Davide di scrivere un articolo e in questo articolo Davide usa un'espressione singolare che a me ha molto colpito. Adesso voglio chiedergli di spiegarcela. Cioè, tu hai scritto che Luigi era uno che aveva un senso della presenza presente. Cosa vuol dire? Cosa volevi significare con questa espressione? Beh, allora grazie Lele, intanto grazie di questo invito, buonasera a tutti, quindi anche a Gianmichele Lessin e a Giuliano Ferrara per le parole che avete detto, perché devo dire questo mi hanno molto colpito. Perché ritrovo tante delle cose che posso dire anch'io di Luigi Amicone. Ogni tanto lo chiamerò Luigino perché non ce la faccio, cioè era il modo con cui lo chiamavo, quindi mi scapperà. E quindi vi ringrazio anche perché dovendo adesso rispondere a questa domanda che mi ha fatto Lele,
sono molto aiutato dalle vostre parole, perché per me è molto difficile parlare di Luigi Amicone, è molto difficile perché si potrebbero dire tantissime cose, cioè nel senso che se c'è una cosa che non gli avrei attribuito è la capacità di essere conciso nel parlare di sé, e quindi però diciamo soprattutto la cosa che me lo rende difficile è che ripensare a lui, proprio per l'amicizia che c'era, è sempre un po' suscita sempre una certa nostalgia, e quindi devo dire subito che la nostra è stata un'amicizia un po' inaspettata, nel senso che quando ci siamo conosciuti lui, diciamo, era quello famoso, eppure è stato lui a corteggiarmi in un certo senso, cioè a cercarmi insistentemente, e quindi per questo anche, devo dire, gratuita. Però è sicuramente un'amicizia potente, vorrei dire sfrontata per certi aspetti, fatta di grandi risate, di tanta sintonia, ma anche di, come tu dicevi, di accese discussioni, battaglie anche tra di noi, talvolta in disaccordo, però sempre dentro un'unità, cioè un'unità che per me era soprattutto, trovava la sua sintesi nel riconoscimento di una bellezza, di una positività ultima delle cose, che si trattasse delle cose del movimento, ma anche si trattasse di tutto quello che succedeva. Quindi io per prima cosa voglio fare i complimenti a chi è riuscito in questo libro a cogliere sinteticamente l'essenza di ciò che lui ha comunicato e in qualche modo anche ha lasciato. Allora io adesso vorrei provare proprio a descrivere quello che in qualche modo la sua vita ha significato per me e anche per il movimento, perché poi non tanto per il ruolo che adesso io ho, quanto proprio per aver vissuto insieme dentro questa esperienza tante cose. Poi alla fine il vero fattore che io credo ci ha accomunato è stato proprio questo, no? Il riconoscimento di un'appartenenza comune. E allora proprio per questo motivo vorrei iniziare citando una cosa che ha detto Don Giussani in una giornata di inizio anno, questi momenti che noi facciamo ogni anno iniziando l'anno sociale, nel 1975, quindi Luigino era un giovane studente e lì Giussani dice: a che cosa siamo stati chiamati? A diventare una sola cosa con Cristo e tra di noi, perché attraverso questo il mondo diventi più umano. Ecco, queste parole che coincisero anche con una svolta che avvenne dentro il movimento, no? In un passaggio dopo gli anni del 68, dopo tante discussioni interne e anche verso l'esterno, io credo che per Giussani questo fu non appena come dire, l'indicazione di un progetto, di un obiettivo, di cambiamento, di impostazione, ma innanzitutto fu il riconoscimento di qualcosa che già stava avvenendo in una realtà di giovani soprattutto, che lui vedeva, che vedeva amici tra di loro, che vedeva presenti dentro l'ambiente universitario, proprio dove erano iniziate tutti gli stravolgimenti che avevano investito la nostra società. Questa presenza aveva una diversità e Luigino era uno di questi studenti giovanissimi.
diventare una cosa sola con Cristo e tra i propri amici perché il mondo diventi più umano. Ecco, io penso che questo, anche senza volerlo definire come motto, però certamente fu qualcosa che in lui trovò una sua realizzazione, perché un aspetto, l'abbiamo sentito anche prima dai vostri racconti, cioè un aspetto che tutti coglievano era questa sua capacità sempre di tendere una mano verso chiunque, no, incontrava, per cui in qualche modo era capace di produrre amicizia o senso di amicizia, cioè lui ti faceva avvertire che con quest'uomo, con questo ragazzo prima, mi è piaciuta molto la descrizione che ha fatto Giuliano Ferrara di questo bambino adulto, perché, ma dopo ci torno, però è qualcosa che secondo me è una descrizione che calza perfettamente. Uno avvertiva questo compagno di cammino, un compagno di cammino, però verso dove? Che tu ci possa credere o meno, che tu possa fare o meno la stessa esperienza, cioè che abbia lo stesso punto di partenza o meno, capivi immediatamente che il cammino in cui lui era il cammino verso quel compimento che è l'incontro con Cristo, no? E allora, ecco, una stima a priori, no? Che per esempio una stima a priori verso, tante volte abbiamo discusso di questo, verso persone anche lontanissime dalla sua percezione, che pure non nascondeva, cioè se c'è una caratteristica di Amicone è che era chiaro per tutti quale fosse la sua identità, la sua appartenenza, non lo nascondeva, non lo smussava, ma era chiaro che anche chi era molto distante da questa sua posizione, però che fosse seriamente impegnato con con il proprio ideale, qualunque esso fosse, anche distante, ma che impegnasse veramente tutta la propria umanità, per lui era un punto di interesse, una sorgente di simpatia, e quindi anche, vorrei dire, un'occasione di fratellanza. Perché però è interessante capire perché io questo lo posso dire avendolo condiviso tante volte, cioè perché per lui non era appena una simpatia umana, ma era proprio la certezza che l'amore di Cristo all'uomo, così come aveva imparato da Don Giussani, era per la salvezza di ogni uomo, cioè Cristo non è venuto solo per quelli che erano già suoi. E allora io appunto ribadisco, sono pieno di gratitudine per questa amicizia improvvisa che mi ha accompagnato per 15 anni, per il tempo passato insieme, anche quando, anzi forse soprattutto quando eravamo stanchi e anche un po' demoralizzati, perché abbiamo vissuto anche questo, e stringente perché sempre tesa appunto al riconoscimento di questo ideale. Allora, del suo temperamento si è già detto molto, quindi non ribadisco cose già dette. Io ero molto affascinato, diciamo, dal suo slancio, appunto, a volte quasi bambinesco, no? Questa innata positività di fronte alle cose, che si capiva che aveva un aggancio col reale, cioè non era una pia illusione, no? Anche quando tutto intorno c'era confusione, però questo metteva ancora più energia, e il suo, che diventava poi un'espressività vulcanica, no? Il suo pensiero turbinoso,
spesso anche un po' contorto magari, però sempre luminoso, questo sicuro. E appunto il suo modo deciso ma anche tenero di esserci, in questo senso, di essere presente, di volerti bene. E ora, io dovendo definire alcuni tratti della nostra amicizia, poi entro nel merito di quello che mi hai chiesto, però volevo dare anche un po' questa pennellata perché visto che è l'occasione che ho voglio farlo. Era difficile appunto non essergli amico, almeno per me è stato così. Era difficile non essergli amico perché per lui la vita, così come anche l'amicizia, era una cosa seria ma non seriosa, a volte un po' scanzonata, drammatica ma non tragica, per esempio. Come diceva sempre anche Giussani a parlando della vita, triste ma non disperata. E io appunto ricordo che abbiamo fatto, come tu hai detto, tante discussioni, tante anche litigate. Per esempio, adesso posso raccontare un episodio senza scendere troppo nei dettagli, ma comunque capitava spesso che magari si litigava anche in maniera accesa sui punti di vista, sulle cose, però io mi ritrovavo sempre a difenderlo con gli altri, anche quando non ero d'accordo con lui. Per esempio, una volta lui aveva preso una certa iniziativa su una cosa che mi mise in profondo imbarazzo con altri amici all'interno dei luoghi di leadership del movimento. E quella sera, io non sapevo nulla di tutto questo, la sera stessa poi ci saremmo visti, c'è una birreria sotto casa mia dove spesso ci trovavamo nel dopo serata e dovevamo vederci, quindi io arrivo lì, dico, scusa Luigino, ma oggi è successa sta cosa, ma perché hai fatto questo? No, lui mi dice, no, perché io penso così, per me, e dico, sì, ho capito, ma perché non me l'hai detto? Mi sono trovato, se te lo dicevo mi convincevi a non farlo. Ho detto, va bene, però appunto, e io in quella discussione l'avevo difeso, no? Anche contro il mio interesse. E così, questo succedeva, ma era chiaro che nel fare questo poi, come dire, la cosa lì era già ricomposta, no? In questo senso dico anche un po' scanzonato, perché è chiaro che c'era qualcosa, questo mi interessa dire, c'era qualcosa che rendeva tutto più semplice, cioè rendeva tutto più semplice perché c'era un'unità riconosciuta all'origine, per cui appunto anche sulle cose così si poteva ripartire immediatamente. E quando ho scritto su Tempi questa cosa, io dicevo che eravamo amici in fondo perché ci capivamo e ci capivamo vedendo bene sulla nostra pelle che la vita o la offri per qualcosa di grande, un ideale grande, infinito come è infinita la capienza del cuore dell'uomo, oppure la bruci senza nemmeno rendertene conto. E allora adesso vorrei tornare un attimo alla fine degli anni 70, Università Cattolica, perché secondo me in quel pezzo di storia sua e di CL si capisce bene quello che per Amicone ha rappresentato l'incontro col movimento e anche in qualche modo quello che lui ha dato al movimento. Come ho accennato, per Don Giussani l'amicizia con lui e quel gruppo di giovani è stata importante perché lì lui colse in questa amicizia e nella tensione ideale di quello che loro già vivevano da loro
tra loro come ragazzi, e a cui lo stesso Giussani ha partecipato con loro. Cioè lì Giussani si è messo a seguire un gruppo di ragazzi giovani, cioè proprio anche gli andava dietro, no? Certo, indicando ma anche seguendo. Lì è avvenuto in qualche modo il passaggio di maturazione che ha investito tutto il movimento, quindi è stato un passaggio importante. In qualche modo io lo sento vicino anche per questo, perché è una maturazione che storicamente ci viene richiesta, no? Anche come in questo momento. Infatti in questi giorni mi è capitato spesso di domandarmi se fosse stato qua mi sarebbe piaciuto confrontarmi su tante cose, e uno sforzo che non veniva messo in discussione, questa battaglia politica da cui uscivamo, da cui il movimento usciva, non veniva messo in discussione come sua origine, no? Quindi questa necessità, ma capiva che era necessario, qualcosa di più, qualcosa di diverso, cioè che la nostra azione, la nostra presenza non poteva limitarsi a riconoscere dei valori che avessero una ricaduta nella battaglia sociale e politica. Cioè Giussani capì che sarebbe stato del tutto vano, anzi dannoso per il movimento, ma anche poi per tutta la nostra società, la società italiana, se questo sforzo di impegno sociale e politico si fosse trasformato nell'obiettivo della vita di CL, anziché rimanere una delle sue molteplici declinazioni però di una radice che era in qualcos'altro. Infatti nel 76 Giussani dice: quando la presenza nasce da uno schema non è più presenza, ma sono dei gesti strappati da un organismo. C'è da far questo, c'è da far quello, un fascio di iniziative. No, non iniziative, ma esserci. Il cristianesimo è una realtà nuova che è entrata nel mondo. E questo è vero non solo all'inizio, ma sempre. Nel movimento è come se non si potesse più dire vieni e vedi, ma vieni e fa, dice ancora Giussani. In me la svolta, questo lo raccontò successivamente parlando proprio di quegli anni, sempre Giussani sto citando, in me la svolta è stata determinata da una fedeltà ai fattori fondamentali del fatto cristiano. Al di fuori di essi non c'è più cristianesimo e si distrugge l'efficace incidenza della Chiesa sulla storia dei popoli. Insomma, il punto di origine è e rimane la presenza di Cristo nella vita, e l'unica possibile sorgente di azione che non sia illusoria, per Don Giussani, ma questo diventa anche il punto di riferimento, il giudizio originale e originante dell'azione di Luigino, l'unica possibile sorgente di un'azione nella storia che possa davvero rendere il mondo più umano è il riconoscimento della presenza di Cristo tra gli uomini. E questo genera una presenza che è libera dall'esito, in qualche modo. Questa è un'espressione che spesso viene usata, è stata usata nel movimento, liberi dall'esito ma non disinteressati all'esito così come all'azione, impegnati col reale. L'esito è lasciato a quello che Dio vorrà fare, ma il nostro compito è come noi spendiamo la nostra vita al servizio di questo bene. Luigino, con i suoi amici in Cattolica in quegli anni, fu proprio lui in qualche modo a sollecitare
se così possiamo dire, in Giussani questo giudizio che fu una reale svolta nella storia del movimento. Qui 2 anni dopo la citazione che ho fatto prima, siamo nel 78, che è anche narrato nel libro, nella biografia di Giussani scritta da Savorana, già citata prima da Ferrara, che dice: constatato che il movimento è una modalità contingente per introdursi in un modo più maturo e gustoso dentro il fatto cristiano, che cos'è per noi il cristianesimo? Queste erano le tipiche domande che Giussani ogni tanto tirava fuori nei contesti. Cos'è il cristianesimo? No? Questi ragazzi. E allora ci sono vari rispondono, tentano una risposta che lo soddisfano parzialmente, anzi non lo soddisfano, perché comincia a dire: no, beh, se dici che è un insieme di valori buoni, allora cos'è il cristianesimo? È un'etica? No, non è un'etica. Se dici, quindi fa tutta cos'è? Un metodo per affrontare i problemi, eccetera. A un certo punto Luigino interviene e dice: io penso che il cristianesimo sia l'avvenimento del Dio che si è fatto uomo, e quest'uomo si è detto Dio e ha scelto. A questo punto Giussani lo interrompe e dice: basta, ci siamo, perché il cristianesimo è solo questo, un fatto. E aggiunge: il nostro essere cristiani è innanzitutto un fatto che non vi potete strappare più di dosso, perché è il battesimo che vi ha afferrati, è un gesto che vi ha afferrati e vi ha portati dentro il fatto. Ecco, io penso che stare con Luigino fosse proprio la percezione, portasse la percezione di essere determinati, almeno in lui, dalla sua presenza, da questo fatto. Non tanto perché si stava lì a pregare insieme o a fare delle riflessioni teologiche, qualunque fosse il tema, l'argomento, la politica, quello che succedeva nel mondo, quello che succedeva nel movimento, eccetera, ma un fatto all'origine, il riconoscimento di un fatto. E secondo me, almeno per come l'ho percepito io, la sua creatura, Tempi, rispecchiava e rispecchia ancora, vi riconosco, questo suo imprinting, no? Prendere sul serio la realtà sempre, la realtà per com'è, senza giri di parole, in un momento storico in cui tutto è apparentemente fluido e chiamare le cose con il proprio nome sembra non solo politically incorrect, ma quasi un suicidio culturale. Ma di questo abbiamo bisogno, e di questo hanno bisogno i nostri giovani. E una delle cose una delle espressioni che spesso viene attribuito ai Ciellini, nel bene e nel male, era ed è questa tendenza a, tra virgolette, sporcarsi le mani, no? Sporcarsi le mani. E io penso che dicendo questo, come ho anche detto in un'altra occasione, per noi questo non è l'obiettivo, non è mai stato l'obiettivo della nostra presenza pubblica, ma piuttosto è la conseguenza pratica di un'educazione ricevuta a fare i conti con la pretesa cristiana. Cioè, che la pretesa cristiana cos'è, detto in parole povere? Che Cristo, se è presente dentro la realtà, se è ancora presente, allora c'entra con tutto. Cioè, non è che può essere solo parzialmente su alcune sfere, la religiosità del vivere umano, ma se c'entra con tutto, ha a che fare con tutto, quindi è la sorgente del giudizio su tutto. E io credo che trovo in questo il motore,
quasi frenetico con cui appunto Luigino tentava sempre di esprimere un giudizio che in qualche modo fosse originale, avesse una sua originalità. Questa sua originalità non era tanto per essere controcorrente, quanto per tentare di medesimarsi con il giudizio che nasce dal riconoscimento di questa presenza. Se Cristo c'è, la realtà è positiva e va guardata però con lo sguardo con cui Cristo plasma la realtà. E questo perché, cioè, non è che uno si mette dal posto di Dio al posto di Cristo per giudicare la realtà, ma uno fa esperienza di una compagnia cristiana nella quale sperimenta il modo con cui questo sguardo agisce sulla sua vita. E ecco, allora c'è un passaggio del libro della storia di CL di Kamisasca che, riferendosi sempre a quegli anni, 76, riporta alcune parole di Giussani, ancora che, perdonatemi, faccio alcune citazioni, ma perché a mio avviso servono per capire proprio questo, da dove nasce quella presenza presente. E dice: ho indicato ciò che deve accadere affinché noi abbiamo a lavorare di più, a incidere di più, in una letizia sempre più grande, non in un logorio, in un'amarezza che ci divide gli uni dagli altri. La presenza agisce per tentativi ironici, non cinici. Ecco, tentativi ironici, non cinici. Tentativi perché il tentativo è proprio il modo con cui uno riconosce la presenza. Cioè tu fai un tentativo, vuol dire che tu fai una domanda a qualcuno che governa la realtà che non sei te. Ironici perché chiaramente ci metti tutto quello che sei, ma sai che puoi essere corretto. E questa è sicuramente una caratteristica della personalità di Luigino, cioè che era molto ironico. Cioè si poteva discutere anche animatamente di tutto, no? E ognuno aveva la sua posizione, ma avevi sempre la percezione di un potersi mettere in discussione. E questa veramente è una cosa rara, una cosa peraltro che io invidiavo molto in lui e di cui gli sono grato perché ho potuto comprendere quanto è importante, soprattutto me ne rendo conto adesso. E lui stesso dice: Giussani ci pose davanti al bivio tra presenza e utopia. Erano proprio gli anni dello scioglimento di Lotta Continua. Ci trovammo a ripartire solo dalla presenza e perciò ritornammo nelle scuole e nelle università. Ci buttammo alle spalle i progetti ideologici e politici, anche se cristiani, e ripartimmo di schianto fondando il nostro esserci nell'ambiente sull'annuncio di Cristo presente nella compagnia storica della Chiesa, che ci aveva raggiunti per tramite del movimento, cioè attraverso la persona di Don Giussani. E appunto in lui si vedeva esattamente questo, cioè questa presenza non cinica, ironica, no? Questo suo voler essere presente, che arriva fino a voler essere presente a te personalmente. Gianmichele Sina ha raccontato alcuni episodi personali suoi e familiari di Luigino. Io posso raccontarne altri che mi riguardano. Io nel 2014 sono stato operato di un cancro a un rene e quando ero in ospedale, questo l'avevo raccontato anche nell'articolo su Tempi, quando ero in ospedale Luigino mi telefonava continuamente, ma non è che potessi rispondere sempre. Allora voleva a tutti i costi venirmi a trovare perché voleva essere presente. No, dobbiamo stare insieme. Dice, guarda, i medici mi hanno detto che non può venire nessuno per 3 giorni. No dai, ma vengo. No, non venire. No, vengo, guarda che li fai arrabbiare, non venire. E mentre parlavamo
sentivo che stava salendo le scale dal fiatone che aveva, e faccio: ma dove sei? E compare alla porta col telefono e mi ha detto: ho detto di non venire. Fa: lo so, ha messo giù. E per lui la presenza prima di tutto. Prima di tutto perché, però è interessante capire perché per lui veramente la presenza era come una scommessa, in questo senso dico ironico, cioè non è che era, come dire, imporre il proprio modo di vedere le cose, ma era una scommessa come dire, assumersi il rischio di verificare che quello che lui sentiva come vero potesse essere vero e vero per tutti. E questo, infatti, come dire, la presenza era in qualche modo riflesso della grande presenza, no? Che poi era quello che Don Giussani insegnava ai suoi ragazzi e da cui tutti abbiamo imparato. Allora da lì però, adesso io ho accennato questo, voglio accennare un altro aspetto che deriva proprio da questa idea di presenza, per cui una presenza che nasce dalla coscienza di un'identità che è giocata, che è scommessa nel rapporto con la realtà, e da qui il giudizio. Questo è l'altro aspetto, non tanto perché fosse diciamo un genio superiore nel giudizio, però per lui una cosa chiara è che tutto quello che accadeva dovesse essere giudicato insieme, che fossimo d'accordo oppure meno, e quindi che si dovesse anche un po' far fatica per arrivare a un giudizio comune. E noi eravamo convinti, fermamente convinti, che quello che unisce, quello che ci unisce, non è il nostro modo di vedere le cose, per cui di arrivare a un punto di equilibrio, ma anzi molto spesso era squilibrata la discussione, ma quello che unisce è la verità, e quindi la verità è più grande di noi, no? E se è più grande di noi, allora ci si può mettere in discussione. Io per esempio amavo Il Signore degli Anelli, il romanzo Tolkien in generale. Lui lo detestava perché riteneva che fosse un romanzo fantasy, eccetera, discussioni infinite. Quando sono stato invitato da Annalena a presentarlo nella scuola lì alla Guastalla, Luigino è venuto ad ascoltare, e poi dopo ne abbiamo parlato per settimane, ed è stato bello perché appunto da lì abbiamo parlato non del Signore degli Anelli ma della nostra vita e del movimento, parlando di quello. Quindi io credo che il fattore genetico generante di questo giudizio fosse per lui l'appartenenza, cioè non tanto perché evidentemente, come tutti sanno, come è stato detto più volte anche questa sera, il suo anarchismo gli impediva di ripetere cose solo perché erano state dette da altri, ma l'appartenenza perché la definizione della propria identità è in qualcosa a cui si appartiene, non in qualcosa che si pensa. E questo giudizio già è un giudizio estremamente controcorrente, perché oggi l'appartenenza già di per sé è una parola vista con sospetto. Se tu appartieni a qualcosa c'è qualcosa di losco dietro, c'è un corporativismo che va demolito. Perché? Perché oggi domina l'individualismo, no? E invece per lui era esattamente il contrario. L'appartenenza alla storia che l'aveva preso, una storia fatta di amicizie, fatta di presenze, questa appartenenza interveniva con un giudizio molto netto tante volte sulle cose, netto e deciso,
lo faceva, potremmo dire, un uomo di parte, ma proprio per questo capace di un dialogo vero con gli altri, cioè contrariamente a quello che spesso si dice, che bisogna cercare di essere dialoganti senza essere troppo di parte, invece lui era dialogante perché era di parte e anzi questo ti facilitava il dialogo con lui, senza troppi fronzoli, no? Appunto la sua fastidiosa simpatia ci ha proprio insegnato il contrario di quest'idea che chi appartiene troppo non è più libero nei rapporti. No, è esattamente il contrario. Ma allora adesso voglio andare verso la conclusione. Bisogna chiedersi cosa gli permettesse di essere così e di essere appunto tutte queste cose che abbiamo detto questa sera. E io voglio tornare a quell'accenno che faceva Giuliano Ferrara, cioè questa sua semplicità, perché secondo me questa è realmente una chiave della sua personalità, in parte innata, in parte acquisita dentro un'educazione nel rapporto con Don Giussani e col movimento, perché questa sua intelligenza acutissima e al tempo stesso fanciullesca, un cuore enorme, sempre capace di stupirsi della grandezza così come anche degli abissi del cuore dell'uomo, no? Si diceva prima sulla guerra, no? Questo suo interesse a entrare dentro l'abisso del cuore dell'uomo, il bene e il male nella loro crudezza. Ecco, cos'è che, da dove, cioè qual era l'origine di tutto questo? Certo, l'origine di tutto questo è l'incontro con l'esperienza cristiana, ma l'incontro con l'esperienza cristiana si traduce nell'esperienza di un amore. Amore, credo, con la maiuscola, ma che poi è anche con la minuscola, perché l'amore con la maiuscola non può non declinarsi nell'amore con la minuscola, a partire da quello con la sua famiglia, con gli amici, con tutti quelli che incontrava nella nostra compagnia. Ecco, ha testimoniato questo amore. A me personalmente ha testimoniato questo amore come questa esperienza di amore, di essere amato, di essere voluto, la certezza di essere voluto, che anch'io, avendo perso il padre da bambino, so quanto questa esperienza diventa decisiva quando uno si trova senza la figura di chi di fatto ti può introdurre con certezza dentro la realtà. Ecco, l'esperienza di questo amore sulla propria vita diventa un fattore di umanità straordinaria, e per lui questo è stato evidente, un fattore di umanità che è appunto espressione dello stesso amore, cioè uno diventa riflettore di quell'amore. C'è Annalena una cosa che mi ha colpito, che lei racconta nella postfazione del libro, che dice: l'amore in Luigi è stato generatore di vita, visione positiva e certa dell'esistenza. Siamo stati travolti da quell'amore che assomiglia più a qualcosa che ti investe come mistero che a un'azione che fai tu. È il dramma dell'amore fattosi carne. E da qui la sua fede spavalda, vorrei dire, cioè travolgente, no? Come una speranza contagiosa, a volte quasi incomprensibile, che però appunto derivava proprio dalla sua certezza che la verità esiste, è una presenza viva, vir qui adest, no? Citava spesso, e si è fatta compagnia al cammino umano. E vado a concludere
queste parole per me sono le parole che è l'ultima citazione che faccio di Luigino, che a sua volta cita Giussani, che dice: l'amore è generatore dell'umano secondo la sua dimensione totale, vale a dire l'amore è generatore della storia della persona in quanto generazione di popolo. L'amore è essere per l'ideale, essere per il disegno totale, dove la bellezza e la giustizia sono salve. Ecco, dicevo, queste parole per me sono ciò che identificano questo suo essere anarco-resurrezionalista, no? Perché è l'amore anarchico di una presenza che spezza ogni gioco, che rompe le sbarre della prigione in cui il cuore dell'uomo si sente prigioniero, e ribaltando ogni schema che ci vincola e ci rinchiude in uno sguardo ideologico sulle cose. Ed è la resurrezione che ci è promessa e di cui già qui possiamo fare esperienza. Il centuplo quaggiù, no, evangelico, che però era uno dei tanti motti di Don Giussani, e allora voglio finire con la lettera che Amicone scrisse a Don Giussani nel 1998, che poi è stata pubblicata da Tracce, parole sulle quali io mi ritrovo totalmente e che quindi voglio lasciare come augurio anche a tutti voi, cioè come augurio di poter vivere un'amicizia così, di poter vivere una radicalità di vita così, tutta spesa per l'uomo e per la sua salvezza, perché noi non c'è niente che possa rendere la vita più degna di essere vissuta, ognuno per quel che è e che può. E allora scrive appunto in questa lettera Luigino a Don Giussani: ti voglio bene per il bene che mi hai dato e che mi dai, cioè lui con la L maiuscola, di cui noi siamo stirpe e speranza in questo mondo, il mondo che, per quanto si sforzi di voltare la faccia a colui che fa tutte le cose, non può non cogliere, almeno negli uomini più pensosi, quanto sia ridicolo, prima ancora che malinconico, l'esito di ogni suo tentativo di prendere il posto di Dio ed ergersi a giudice di quel lucignolo fumigante che è l'uomo stesso. In questo tempo fatuo e vanesio, prima ancora che malvagio, bisogna molto amare, perché non c'è altro che si capisca e che persuada più dell'amore proprio di Cristo. Grazie. Allora, grazie Davide per tutto quello che hai detto e per quello che ci hai raccontato. Dico solo che domani c'è la premiazione, la prima premiazione del premio Luigi Amicone, Matteo Mazzuzzi del Foglio, Monica Ricci Sargentini del Corriere della Sera. L'appuntamento è per domani alle 11:30, giusto? Al Comune. E adesso qui c'è il vice sindaco di Caorle che consegnerà un presente ai nostri due, diciamo, ospiti. Allora, ringrazio e saluto Giuliano Ferrara, grazie Giuliano, ciao. Gianmichele Alessin, Davide Prosperi. Qui c'è il libro di cui abbiamo parlato tutta sera che si può acquistare e chi vuole può anche fare l'abbonamento a tempi. Grazie a tutti, buonanotte.